Sono Cristina Rizzo, presidente della Fondazione Le Costantine. Fondazione che ha una bellissima una storia di donne forti, fortissime, illuminate, emancipate. Io personalmente ho sempre creduto che la tessitura fosse un patrimonio, comunque l'arte della tessitura fosse un patrimonio che non potevamo assolutamente disperdere. Giulia Starace, figlia di Carolina De Viti De Marco, prima di morire fa nascere questa fondazione Le Costantine nel 1983 e abbiamo ripreso, seguendo i desideri della nostra fondatrice, l'arte della tessitura. Quindi abbiamo conosciuto Maria Grazia Chiuri, abbiamo avuto il piacere di averlo ospite qui, il feeling è stato immediato e adesso siamo qui a produrre per Dior ed è un sogno che si è avverato. Noi ci troviamo nel luogo magico per eccellenza. Chi entra nella fondazione percepisce una pace che abitualmente non si trova ovunque. Il nome di questo laboratorio, dato dalla nostra fondatrice, da Giulia Starace, è Amando e Cantando. Io credo che se uno deve scegliere un luogo magico dove vivere, io l'ho scelto, come l'abbiamo scelto tutti quanti noi, e questo luogo racconta di donne del passato, del presente e si proietta verso il futuro pensando ad altre donne.